c'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, vi presentiamo in apertura di puntata un'opera di Floriano Ferramola, La Madonna col Bambino tra San Giovanni Battista e un Santo Papa. Poi le nostre incursioni veneziane col dialetto bresciano. Il dipinto si colloca nella fase in cui gli impegni dell'artista si concentrarono nel monastero benedettino di San Salvatore in Brescia ed è datata 1522. La Vergine ritratta assisa in un trono ligneo con sottili intarsi nel basamento, stringe un libro e sorregge il bambin Gesù, il quale porge la mano a San Giovanni Battista, raffigurato alla sua destra. Il santo, riconoscibile dalla croce e dall'abbigliamento da eremita, è ritratto in posizione eretta mentre tiene un piede nudo sulla pedana lignea dove è collocato il trono. Alla sinistra del trono si erge un santo pontefice, forse San Gregorio Magno, riconoscibile dalle preziose vesti papali in netto contrasto con la povertà degli abiti indossati dall'altro santo. Eccolo il nostro modo di dire di oggi, molto conosciuto anche questo, parecchio diffuso. Chi no ga ko ga gambe. E vediamo come sono andate le cose in piazza San Marco e dintorni a Venezia. In piazza San Marco in compagnia di Giovanni. Giovanni, sei veneziano? No, io abito a Varese. Ah, Varese, che fai qui a Venezia? Sono qua per un giro turistico. Un giro turistico, molto bene. Giovanni, tu sei giovane, di che ti occupi, possiamo saperlo? Sei studente, lavoratore? Faccio il cuoco. Il cuoco, da tenere in considerazione, mai litigare coi cuochi, Grande Gio. Allora, sei mai capitato dalle nostre parti, a Brescia, la conosci? No. Quando verrai vogliamo prepararti sul dialetto bresciano, in modo tale che quando arriverai non farai figuracce. Senti, prova a leggere questo modo di dire, quello in alto, questo. Chi no ga ko ga gambe. Hai capito qualcosa? Sai cos'è il co? La testa, ti aiuto. Chi non ha la testa ha gambe. Cioè? Sai, quando si dimentica qualche oggetto in giro, tipo l'ombrello, poi si torna, lo si prende, si dice chi no ga ko ga gambe. La signora Mina, lei è veneziana? No, non sono veneziana, anche se mi piacerebbe molto, lo confesso. Sono incantata, estasiata. Lei è la prima volta che viene a Venezia? È la seconda volta e sempre di fretta, purtroppo faccio un giretto, poi devo andare a lavorare. Intanto, signora Mina, provi a leggere questo modo di dire in dialetto bresciano. Vediamo se riesce a capirlo, perlomeno a leggerlo. Questa frase? Sì, chi? Chi no ga co ga gambe. L'ha letto bene, quasi come una brescianotta doc, come piace a noi, signora Mina. Lei ha capito qualcosa di questo? Allora, provo a interpretare. Sì. Chi non ha ga vuol dire ha, verbo avere. Vabbè. Chi non ha mente, memoria, ha gambe adatte? Sì, Mina è proprio questa, è bravissima. Vorrei sapere io cosa faccio come... Di che si occupa? Di relazioni internazionali e faccio anche da traduttore-interprete. A questo punto c'è anche il dialetto A1, dialetto bresciano. Però la zecca. Intuizione, è tutta intuizione. Brava, infatti sì, insomma, Di esperienza si vedono. più intelligente, una persona intelligente quasi stona nel nostro programma. Allora, chi non ha testa ha gambe, ovvero detto degli smemorati che per rimediare alla dimenticanza corrono e perdono tempo. Buone gambe, giusto? Grazie Mina e viva Piazza San Marco, viva Venezia, alla prossima, ciao! Canta in coro, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.